Grazie dell'ospitalità come al solito che Marco Bernardi ci assicura generosamente. Per me è veramente un piacere parlare, conversare con voi, ma anche con Francesco Iorio e Alberto Olivi, con cui ho avuto il privilegio di lavorare per parecchi anni al Gazzettino, non diciamo quanti perché se no ci spaventiamo tutti, ecco. E questo libro è un libro veramente interessante e se ci pensate già il personaggio è interessante per suo conto. E se io dico Mecenate, Cicerone, Anfitrione, Perpetua, Don Giovanni, sono tutti antonomasie, cioè personaggi che hanno dato il nome a un carattere, a un tipo di persona. Ma se togliamo quelli di finzione e quelli dell'antichità, di recenti o comunque moderni o comunque non lontanissimi nel tempo, ne restano ben pochi, e uno di questi è Casanova. Non si dice essere un Casanova. Tra l'altro ricorrono, essendo nato lui il 2 aprile 1725, proprio in questi giorni, i 300 anni dalla sua nascita. Ecco. Però Casanova non va identificato solo come uno sciupatore di femmine, ed è questo il bello di questo libro, perché fu tantissime cose, ce lo spiegheranno loro, tutti gli aspetti di Casanova hanno trattato. E quindi chiederei a loro inizialmente proprio perché la scelta di narrare questo personaggio e forse quale aspetto tra le sue 1000 sfaccettature vi ha attirati di più nel momento di scrivere questo libro. Beh, intanto buonasera. Prima di tutto una considerazione, se vogliamo, banale. Non c'è nella storia nessun personaggio che possa essere raccontato a prescindere dal contesto in cui vive. Non so, diciamo, se Napoleone raccontato 3-4 secoli prima sarebbe stato completamente diverso, non sarebbe stato Napoleone, e così si può dire di chiunque. Quindi questo è stato lo spunto iniziale, in particolare per Casanova, perché nel suo caso c'è una coincidenza assolutamente singolare. Casanova attraversa tutto il Settecento, che è il secolo conclusivo di Venezia. Venezia è moribonda già da prima, ma questo è il secolo del coma definitivo e della morte traumatica, come sappiamo. Casanova muore poco dopo la fine fisica e materiale di Venezia e dunque in qualche modo ne rappresenta un po' uno specchio, ne rappresenta una parabola, perché Casanova è un personaggio che vive decisamente sopra le righe in qualsiasi cosa faccia, ma Venezia ugualmente vive in qualche modo sopra le righe, è ridotta finanziariamente al collasso dalle tante guerre che ha avuto, è degradata nella sua classe dirigente, però vive un secolo alla grande, perché è il secolo, per dire, di Canaletto, è il secolo di Vivaldi, è il secolo di Tenanza, insomma è un secolo in cui esprime il meglio di se stessa, ma anche noi sappiamo benissimo che Venezia è stata maestra nella gestione del territorio. Verso la fine del Settecento Venezia si congeda realizzando quei murazzi a Pellestrina e al Lido che hanno tenuto botta alle alluvioni fino al 1966, quindi tanto di cappello. Ecco, quindi ci è parso opportuno raccontare in parallelo queste due vicende. Dopodiché, per rispondere alla domanda, la caratteristica che ci ha colpito di Casanova è quello che è sintetizzato nel sottotitolo: La vita è recita. Assolutamente non è negativo, una recita per essere di qualità richiede grandi attori e anche un grande copione. Il copione c'era, Casanova è un grandissimo attore che impersona tante parti, ma le impersona sempre immedesimandosi in esse e sapendole rendere al meglio. È un personaggio che segna un'epoca e che, come tanti, verrà sepolto, tra virgolette, nel dimenticatoio per secoli e poi verrà riscoperto abbastanza di recente. Farà una brutta malinconica fine in esilio, non dico in miseria ma in ristrettezze finanziarie, e guardate il caso, è una conclusione malinconica
che capita ad altri grandi personaggi veneziani del Settecento. Goldoni muore in miseria a Parigi facendo traduzioni per sbarcare il lunario, Vivaldi addirittura dopo morto verrà buttato in una fossa comune. Malinconica fine, ma poi la storia si è incaricata di rendere loro giustizia. Quindi ancora genio, molti fermenti, ma anche decadenza e dissolutezza, caratteristiche del personaggio Casanova, ma anche appunto, come avete appena ricordato, del periodo storico. Alberto Livi ha fatto anche una ricerca molto approfondita e in effetti questo libro si allarga a descrivere la società veneziana con trattazione dei temi della prostituzione, dei poteri, dei diritti e dell'emancipazione della donna, che attenzione nella Venezia dell'epoca era già molto più sviluppata che da altre parti, e poi il cibo, il gioco d'azzardo, le attività della Serenissima, i salotti letterari tenuti proprio da donne. Quindi anche nel quadro storico c'è questa commistione di grande decadenza ma anche ancora di vitalità in una Repubblica Serenissima che si avvia allo sfacelo. Certo, grazie e buonasera a tutti intanto. Io ho preso in prestito da Gabriele D'Annunzio, una frase che lui riferisce ad un'altra cosa, ma che si attaglia perfettamente alla Venezia del Settecento. Lui usa queste parole: una cortigiana decrepita, grottescamente piegata sotto il peso dei suoi gioielli, dei suoi monili, pardon. Ecco, in ognuna di queste parole c'è Venezia. Che sia una cortigiana non c'è ombra di dubbio, ma cortigiana nel senso più nobile, se me lo passate, del termine, perché la cortigiana non è quella che tante volte si spaccia come una donna di facili costumi. No, le cortigiane a Venezia sono state delle donne importanti anche e soprattutto dal punto di vista non solo sociale ma culturale. Su tutte Veronica Franco, ad esempio, che era un personaggio diventato un simbolo di questa categoria, ma svolgevano questa attività per denaro, si vendevano. Venezia ha sempre operato la mercanzia. Venezia sapeva vendere la propria bellezza, diciamo, le situazioni avanti nel tempo, però le vendeva. Decrepita, sì, è decrepita da più di un secolo Venezia. Sta disintegrando la sua esistenza, perché è il patriziato che si sta disintegrando, abbandona il mercato e si dà alla politica. Così decade, grottescamente piegata né più né meno che come decrepita. Il grottesco diciamo che possiamo andare a realizzarlo in un'altra frase, cioè in un'altra situazione descritta da una nobildonna francese, Laure Junot d'Abrantès, che come identifica il primo cognome Junot, è la moglie di Jean Junot, generale di Napoleone Bonaparte, che comanda l'esercito che invade l'Alta Italia. Allora la Madame Junot è memorialista, scrittrice francese, molto importante anche lei, descrive una situazione molto particolare. Allora Junot con il suo collega generale Lallemand sono incaricati da Napoleone in persona di portare al governo veneziano la lettera con le condizioni che Napoleone pone per la resa di Venezia. Allora questi con uno sforzo di fantasia, immaginatevi, dinamici, vestiti in maniera sportiva, diremo adesso, no? Entrano nel salone del ricevimento dove c'è il doge con tutta
la sua signoria, con i capi della Quarantia, con i capi del Consiglio di 10, con tutti i magistrati di contorno che formano il cuore del governo veneziano, e si trovano davanti appunto questi personaggi vestiti nelle loro tonache lunghe fino ai piedi, pesanti, di velluto, soffocati da queste parrucche che a stento riescono a parlare, a trattare qualcosa con questi due dinamici giovani generali. Fra parentesi, il nome di battaglia del generale Junot era Tempesta, questo disegna subito il personaggio. E questi due cosa fanno? Danno la lettera in mano, scambiano due parole e se ne fuggono dalla sala, trattenendo uno scoppio di risa. Ecco il grottesco, il tragico della caduta di Venezia e il comico, ahimè, di queste persone che si sono poste ormai al di fuori del tempo. Ecco, doverosamente devo dire che queste stesse parole D'Annunzio le usa durante il suo soggiorno a Venezia, avvenuto agli inizi del Novecento, agli inizi della Prima Guerra Mondiale, e le riferisce alla facciata di Cadario, che è uno dei palazzi più belli del Canal Grande, perché lui abitava di fronte a Cadario. Purtroppo quando fu costruito, e come succedeva e ahimè succede, adesso non costruiscono più quasi nulla a Venezia, ma il terreno su cui viene costruita una casa non sempre riesce a tenere il peso della casa, perché sotto c'è fango, c'è materia molle, no? E purtroppo lo splendido Cadario fu costruito, ma da una parte ha ceduto. Ecco la cortigiana decrepita, piegata sotto il peso dei suoi gioielli. Ha una facciata splendida, Cadario, con marmi policromi, ha una forma che lo distingue da tutti gli altri palazzi. Ecco, D'Annunzio, che ci abitava di fronte, ha usato questa frase per definire la facciata di Palazzo Dario. Io gliel'ho sottratta e l'ho applicata a Venezia, ma vedo che si attaglia perfettamente a tutte e due le cose. E in questa temperie di vivacità ma anche di disgregazione, un personaggio come Casanova, che non a caso nasce da gente di teatro, come magari ci dirà adesso Francesco, sguazza alla perfezione, riesce a essere tutto il contrario di tutto, perché lui è stato scienziato ma anche alchimista, è stato filosofo scrittore, è stato diplomatico ma anche agente segreto, riusciva a ingannare i regnanti e a sedurre le donne, però poi si è trovato anche coinvolto, è andato più volte in carcere. Ci sono delle cifre bellissime che sono riportate nel libro: oltre 200 soggiorni in vari luoghi d'Europa, 57 alberghi, ma 5 carceri anche, 12 regnanti frequentati di persona, e tutto sommato neanche tantissime donne per la fama che aveva, cioè un calcolo un po' spannometrico ma neanche tanto, parlava di 116, per cui insomma va bene, un grande seduttore ma non di quelli seriali, no? Sì, c'è Alessandro Marzomagno, ha scritto un libro molto bello su Casanova e fa una statistica, no? Cioè dividendo questo numero di donne per gli anni, tra virgolette, produttivi, diceva fuori una media di 3 all'anno, e dice giustamente un baglino di Rimini e un maestro di sci di Cortina fanno molto meglio. Quindi ridimensioniamo questo, ma soprattutto c'è da spiegare che comunque non era un'eccezione, non era un uomo da cronaca come diremo oggi, perché il libertinaggio era nel costume diffuso di tutta Europa e Parigi e Venezia erano le due capitali del libertinaggio. Era una prassi comune, c'era la figura del cicisbeo, ad esempio, no? C'erano donne che si sposavano 3-4 volte, noi ne citiamo anche qualcuna, e donne tutt'altro che, questo è interessante, tutt'altro che sottomesse, perché Casanova non era il tombeur de femme usa e getta, cioè coltivava con grande raffinatezza il rapporto, le invitava a cena, curava l'addobbo della tavola prima ancora del menù, e dopo le seduceva con
racconti con linguaggio molto, molto subito, però erano donne di grande personalità. E qui c'è una singolarità di nuovo della Venezia del Settecento. Il Settecento è il secolo in cui partono i salotti letterari, anche questi un po' in tutta Europa, ma sono gestiti da uomini. Invece a Venezia sono gestiti esclusivamente da donne, da grandissime figure di donne, e sono salotti frequentati da Byron, da Foscolo, dallo stesso Casanova, cioè da altri personaggi. Donne di cui noi diamo sinteticamente, voi vedete le dimensioni del libro sono contenute, abbiamo voluto dare come dei flash, no? Ma lì spieghiamo il profilo, la personalità di queste donne che sfidano addirittura le famiglie e qua forse meriterebbe un libro ad hoc sulle donne. Non lo faremo noi perché dove andremo tra poco non ci sono case editrici, ma per esempio c'era la prassi comune che si maritava la prima figlia, no? E si spendeva molto nella dote. Le altre figlie dovevano finire in convento, e non è che in convento si rassegnassero, prima di tutto avevano la loro vita tranquillissima, tra virgolette, se così si può dire, tant'è che una delle più famose avventure erotiche di Casanova avviene proprio con una suora di un convento, ma addirittura si ribellano a questo. C'è una suora, figlia di famiglia nobile, che contesta questa prassi, scrive addirittura un libro che fa polemica, che fa discutere. Quindi per dire che come dicevo all'inizio, ogni personaggio va inquadrato nella sua epoca, per cui Casanova non è un'eccezione, però certamente è quello che oggi chiameremo, bruttissima parola che detesto, un influencer, io direi un leader che riesce a dialogare a tu per tu con personaggi del calibro, per esempio, di Voltaire, di Mozart, cioè, insomma, come ha ricordato prima Alberto, con teste regnanti. Allora, sì, che abbia un po' l'impronta dell'attore è vero, cioè lui nasce da una coppia di attori di teatro, sicuramente lei, il padre è abbastanza incerto, probabilmente potrebbe essere un nobile, ma comunque questa è un'altra faccenda, e veramente inizia a recitare da subito, tant'è che, cosa che non ho letto in quasi nessuna delle biografie, ma che abbiamo trovato, addirittura la sua partenza, non ci crederete, lui parte come prete. Lui prende gli ordini, addirittura tiene delle prediche nelle chiese. Le prediche sono frequentatissime non per la qualità ma per la figura, la prestanza fisica dell'oratore, il quale a quel punto capisce subito che conviene lasciar perdere la tonica e dedicarsi a tempo pieno a questa vita così. Tutto questo lo condenserà, ma magari avremo modo dopo di parlarne, nelle sue memorie, che sono sicuramente un capolavoro troppo trascurato, troppo ignorato. Infatti, Francesco, volevo restare un attimo su di te quando hai detto ma potreste, che non scriverete più tanto, ma invece potreste prendere esempio proprio da lui, che era un grafomane incallito. Ha scritto un sacco, cioè migliaia, decine di migliaia di pagine. Se vi capita appunto di leggere per esempio La mia fuga dei piombi, di cui magari poi parleremo anche con questo episodio, uno dei più avventurosi della sua vita, è veramente un libro godibilissimo e fantastico ancora adesso, però appunto aveva anche questa mania di scrivere, tant'è vero che dà delle belle definizioni egli stesso di se stesso, e quindi insomma era un po' giornalista anche lui. Beh, non offendiamolo, cioè, paragonando ad una categoria oggi largamente scadente e scaduta. Mi sento spesso nella veste di yogurt. No, più che giornalista, proprio un cronista, nel senso vero, nel senso nobile, bello, antico vorrei dire della parola. Aveva il gusto dello scrivere. Quella storia della fuga dei piombi è un best seller già in vita, viene vendutissimo perché
a parte l'avventura di uno che riesce a evadere da queste mitiche carceri, ma il modo in cui è raccontato, ma è rocambolesco lo stesso, tutta la procedura che mette in atto. Dunque, diciamo che per fortuna aveva questo, che ci ha lasciato delle testimonianze dirette, perché in realtà quello che viene invece scritto su di lui all'epoca non è affatto lusinghiero. È chiaro che un personaggio del genere suscita invidie, rivalità, inimicizie, lui si fa anche molti nemici perché non le manda a dire, e quindi lo conosciamo grazie a quello che ha scritto lui di se stesso, che è colorato, molto un po' così, però è assolutamente tutto rigorosamente vero, non c'è nulla di inventato. Scrivo dall'alba alla sera, diceva Casanova, e si definisce così nelle sue memorie, cito appunto dal libro: un camaleonte, un proteo, un tartuffo, un commediante impenetrabile, agire bassamente, fingere tutto, apparire freddo. Questo però dice anche in un altro passo, proprio se non sbaglio della mia Fuga dei piombi, che l'uomo che purché nell'età giusta si dedichi con tutte le sue forze all'intento della sua vita, ci riuscirà. E lui è uno che è riuscito in tanti intenti, anche se li doveva lasciare via via uno dietro l'altro. C'è un aspetto particolare molto interessante, quello della sua vicinanza all'esoterismo, del suo professarsi alchimista, essere riuscito anche a ingannare sovrani e corti di un certo livello. Aveva conosciuto Cagliostro. Ecco, in quel periodo, forse se posso chiederti Alberto, c'era questa importanza appunto delle arti alchemiche e dell'esoterismo, che pure appunto magari potevano anche essere contrastate, no, da Inquisizione, sì, eccetera. certo. È un punto molto interessante del vostro libro. Come hai appunto citato, ha conosciuto anche Cagliostro. Lui è vissuto a lungo a Parigi, diciamo a fianco di una vedova che aveva 30 anni più di lui, circuendola con il famoso, chiameremo adesso elisir di lunga vita, proponendole, quando qualcuno a fianco, qualche amico della facoltosa vedova si è accorto che probabilmente questo elisir di lunga vita non ne sarebbe mai andato fuori, se non arricchendo lui e depauperando sempre di più la vedova, e allora fece una delle sue fughe strategiche per sottrarsi per un'altra volta alla giustizia, che bene o male l'ha inseguito. Diciamo che però questa sua propensione anche ad informarsi, perché era curioso, no? di medicina, di pratiche così rianimatorie e tante cose, gli gli diede un'occasione molto propizia, ovvero, cito l'occasione a cui mi riferisco, lui era anche violinista, perché a Padova, oltre che a laurearsi in giurisprudenza, studia anche violino. Non che amasse molto fare questo mestiere, però per sbarcare in un'aria ha fatto anche questo. Una sera viene invitato per le nozze del Patrizio Soranzo e va lì a suonare il violino, a intrattenere la serata. Non è molto contento, anche perché il compenso a suo dire non è adeguato. Però cosa succede? Succede che fra i nobili che partecipano a questa festa c'è il nobile Bragadin, che ha un malore. Allora cosa fa Giacomo? Si affretta sulla persona, fa delle pratiche che lui aveva studiato di applicare e insomma gli salva la vita. Ecco, questo è una delle chiavi che fa girare la sua vita, perché da quel momento il Bragadin gli sarà per sempre riconoscente, e non solo gli fornirà concretamente dei denari, quasi uno stipendio mensile diremo adesso,
per cui potrà tirare avanti per parecchio tempo. Ma, cosa forse ancora più importante, lo introdurrà in quel mondo della nobiltà al quale fin dalla nascita, potremmo dire, Giacomo Casanova ha aspirato. Dico fin dalla nascita proprio collegandomi a quanto diceva Francesco prima, perché lui ha sempre attribuito la paternità ad un membro della famiglia che era il proprietario del teatro in cui recitava la mamma e al quale viene poi affidato quando il padre muore in giovane età. La nonna che lo alleva fino ad un certo punto, nonna personaggio chiave della infanzia di Giacomo, perché resterà sempre legatissimo a lei, e quando non ce la fa più lo affida a questa famiglia nobiliare, i Grimani, nota e fra le più importanti famiglie patrizie di Venezia, e insomma questi lo allevano e lui, diciamo, che si sente sempre legato, proprio altro che a doppio filo, e purtroppo, è da dire purtroppo, verso la fine della sua vita questo, per rivendicare con troppa forza questa sua ipotetica discendenza dai Grimani, questo gli costerà l'esilio in Boemia a Duchkov, perché tutto possono accettare i patrizi, ma non che qualcuno esternamente entri in questo modo nella loro cerchia, che rimane sempre e sempre rimarrà fino alla fine della Repubblica una cerchia esclusiva e ristretta. C'era anche comunque indubbiamente l'aspetto godereccio di Casanova, e poi c'è la leggenda metropolitana molto godibile in una vostra pagina delle 50 ostriche al giorno per mantenere alte le virtù amatorie. Francesco, non so se è un consiglio che possiamo dare ai nostri, sia per le tasche che per l'intestino. Beh, oddio, solo se fossero detraibili, ma non so. Temo che... No, lui sì, gli piaceva molto recitare, andare alla grande, per cui in particolare nella tavola, che lui usa sì con finalità di seduzione, ma anche dentro il percorso, come il piacere della tavola, il gusto estetico, perché lui dice sulle posate, i bicchieri, la formaggetta, tutto, proprio i dettagli, e dopo il cibo che è il trionfo di questo. Ora, sull'ostrica ci sono queste leggende metropolitane di lungo corso. 50 ostriche sono tante, anche perché uno 50 ostriche, dopo tu è una damigiana de Malox, insomma, no. Da dire proprio ostrica. Però tutto il suo percorso è condito con queste cose, tant'è che lui ci lascia anche alcune ricette. Noi ne riportiamo una nel libro, mi pare i maccheroni con i gamberi. Sì, no, i maccheroni che erano una cosa che E lui poi mette al primo posto assieme ai formaggi. Sì. Basta che voi giriate, vedete tanti ristoranti, trattorie, Casanova, no? E quindi era noto per questo. Ma ripeto, era tutto, non era quello che ostentava, no? Non era quello che tuosi che sponsava, no? Era molto raffinato e studiava l'abbinamento dei cibi, la preparazione, la provenienza. Era uno che curava molto i dettagli e che aveva alle spalle una grande cultura. Pensate che mentre studia a Padova, lui impara a memoria i classici, impara Virgilio per esempio, no? Certo, sì. Quindi è uno che
oggi si troverebbe a mal partito. Certamente non lo farebbero mai il ministro, da parte se proprio oggi abbiamo avuto l'ennesimo esempio di un ministro che ha deciso anche di riscrivere il Vangelo, no? No, sapete, no? Che ha detto che che ha avuto anche un precedente con le ostriche. Sì. No, a proposito. la moltiplicazione del vino si è inventato, no? Cioè, probabilmente Gavarraga pensava adesso legittimamente, vedete qua, in magna pane e pesce a nastro, in Gavarraga bevuto, no? E quindi probabilmente Gesù Cristo, ignorato dalla cronista ufficiale, aveva moltiplicato anche il vino. Vabbè, questa è una parentesi, ma è per dire che quali erano i veri profili dell'epoca, che di nuovo non è un caso isolato, degli intellettuali, ho citato prima una serie di esempi, e anche dei politici, perché Venezia, pur in questa decadenza, esprime fino all'ultimo una serie di figure, ne citiamo qualche luna lì, di grande profilo. Insomma, cioè Venezia è stata Venezia fino all'ultimo, e direi che chiude in bellezza, in declino sì, ma in bellezza anche con una certa malinconia. Voi pensate adesso, medesimiamoci in quest'uomo che per 50 anni è vissuto alla grande e che vive gli ultimi anni in un grigio castello della Boemia, malinconicamente maltrattato, sbeffeggiato e maltrattato perfino dal maggiordomo, no? Ma che coltiva questa nostalgia del passato, riversandola in quelle memorie che sono una grande testimonianza letteraria del Settecento. E questa morte di Casanova, senza amici, lontano dalla patria, eccetera, si traduce anche in una circostanza incredibile, quasi incredibile, che lo unisce a Marco Polo, cioè i due veneziani più famosi del mondo non hanno un vero ricordo nella loro Venezia, e anche esatto. Pochi anche altrove. Alberto, hanno trattato esatto, questo tema. Diciamo questo, e a un certo punto diciamo Marco Polo una statua ce l'ha, ma a Hangzhou in Cina, dove è stato, e si sono ricordati di lui. E Giacomo Casanova non ha nemmeno quella, non solo, ma per l'uno e anche per l'altro non c'è una sepoltura, nel senso che Marco Polo era stato tumulato nella chiesa di San Lorenzo, ma quando è arrivato Napoleone ha fatto piazza pulita di tutto. Giacomo Casanova invece era stato tumulato in un cimitero a fianco del castello di Dutchkow, però anche lì a un certo punto hanno raso al suolo tutto, hanno fatto un parco, per cui noi concludiamo tristemente che sulle ossa di questi due adesso ci nuotano i pesci e ci fanno la pipì i cani sopra. Non è certo una fine dignitosa. Speriamo che abbiamo visto che adesso qualcosa si sta muovendo per Casanova, perché siamo sempre lì, quando si cominciano a smuovere le acque allora tutti si accorgono di qualche cosa. Ecco, adesso pare che si siano accorti di Casanova, hanno fatto anche il modellino di una statua, ma insomma è sempre tardi, e comunque ci hanno pensato loro stessi a diventare immortali con le due opere che hanno scritto rispettivamente Il Milione e il titolo originale Le Devise du Monde e l'Histoire de ma vie, che è quella di Casanova, ambedue scritte in francese, attenzione, perché il francese era la lingua ufficiale della cultura, la lingua ufficiale delle corti, e ambedue hanno disegnato e lasciato la loro impronta, l'impronta della loro vita in queste due opere. L'Histoire de ma vie, che è che è l'opera di Casanova, ha un'evoluzione incredibile, nel senso che, la dico brevemente, Alessandro, se permetti, quando muore lui nell'agosto di un anno dopo la fine della Repubblica, per cui nel 1798, quasi un anno e un mese dopo, al suo capezzale ci sono la nipote e il marito. Lui nel suo
diciamo, testamento, aveva indicato il conte di Wallstein, che l'aveva ospitato in questi ultimi anni, come il destinatario della sua opera, però i parenti l'hanno recuperata e al conte non è mai arrivata. E curiosamente, qualche anno dopo, al pronipote di Casanova viene offerta una cifra considerevole che lui scioccamente rifiuta perché andava in cerca del colpo di scena di arricchirsi. E questo non avviene e la svende per 1/10 o qualche anno dopo di quello che gli avevano proposto all'inizio. Da quel momento passano circa 140 anni e quest'opera qui viene massacrata a tutti i livelli perché passa di mano in mano, di traduttore in traduttore, e teniamo presente che stiamo andando verso un secolo, l'Ottocento, che è profondamente diverso dal secolo precedente, che non ha più l'impulso dei filosofi illuministi che sono stati alla base anche della rivoluzione francese, ma è un secolo più chiuso, più puritano, più moralista, per cui massacrano tagliando pagine che loro ritengono sconce, e per cui non si ha, fino agli inizi del Novecento, non si ha una versione integrale, perché persino col titolo lo stravolgono. Non si ha una versione integrale quando l'editore Blockhaus tedesco, in associazione con l'editore francese Plons, decide di tirar fuori dalla cassaforte in cui era stato custodito tutto questo tempo, passando sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale sulla Germania e passando anche per altre tantissime traversie, lo tirano fuori, finalmente lo danno alle stampe integralmente a Venezia. In Italia arriva ad opera di principalmente Piero Chiara, che per Mondadori cura l'edizione in 12 volumi, e siamo già negli anni 60 del secolo scorso, insomma. Finalmente, e qui siamo nel nostro secolo, la Bibliothèque Nationale de France, ad opera di Mitterrand, nipote del più noto primo ministro francese François, decide di acquistare il manoscritto e di stamparlo e soprattutto di metterlo in rete. Lo scrittore Alessandro Marzomagno, che prima Francesco ha citato, dice finalmente l'opera di Casanova è dove lui stesso avrebbe voluto fosse, cioè a disposizione di tutti. Col nome Giacomo Casanova, perché i francesi si rubano anche i nomi e cognomi. Sì. Leonardo Vinci e Vanitelle è l'ultimo che ho letto, appunto in francese, ma non male ci hanno lasciato Giacomo Casanova e Marco Polo. Sì. Il quale Giacomo Casanova si cita come Chevalier de Saint-Gall, perché gli piaceva questo titolo, perché si dava questo titolo, gli piaceva tanto. Una volta anche su un altro scritto si firma Barone di Faroussi, che Faroussi non è altro che il cognome della madre, Faroussi detta la Buranella, per cui non c'entrava niente, però a lui che faceva tanto sta roba. Beh, sulla sua fortuna non dimentichiamo, lo scrivete, che Dickens per esempio era entusiasta certo. della memoria di Casanova, poi piacque anche al cinema, c'è un capitolo anche su questo, ci sono capitoli molto interessanti sui luoghi di Casanova a Venezia, sui personaggi che Casanova ha incrociato, sui dogi, sulle sue donne più importanti, quindi è veramente un quadro complessivo per il quale ringraziamo gli autori, ma credo che appunto, come ha anticipato la signora, sia il momento un po' dei vostri interventi, quindi se avete delle domande, delle curiosità, visto che la materia potrebbe essere sterminata, cominciamo con Marco.
io avevo proprio una curiosità che va al di là del libro, no? Perché prendo spunto da quello che aveva detto Alberto. Nel libro poi specificate anche che insomma i soldi che ha speso la Bibliothèque Nationale, cioè stiamo parlando di 7 milioni di euro per avere, no? Leggevo queste cose e ho detto mamma mia, no? E prendevo questo spunto e anche sul fatto che appunto Alessandro diceva sì, abbiamo Marco Polo, abbiamo, no, i 2 veneziani più conosciuti al mondo e poi Casanova. Francesco dice effettivamente noi lo potremmo chiamare ai giorni d'oggi un influencer, no? Da quanto aveva capacità comunicativa e soprattutto di rete. Allora io mi chiedo, no? E vi chiedo se è possibile, ma secondo voi questa immortalità di Casanova è arrivata fino ai giorni nostri per quali motivi? Per motivi di marketing come lo è Tutankhamon ad esempio, no? Cioè il faraone che ha vissuto meno di tutti, è diventato quello più famoso e non ha fatto niente, però è un'operazione di marketing. Volevo capire se anche Casanova, secondo voi, visto che ci siete entrati dentro e che ci avete donato questo bellissimo spunto e questa bellissima fotografia, se anche lui rientra in questa categoria di personaggi arrivati qui per meriti della rete, per meriti di marketing, per meriti in modo diverso. Ma io sono molto scettico e pessimista perché trovo che questo presente dal punto di vista culturale sia veramente molto desolante. Riduciamo tutto in poltiglia, celebriamo l'evento e lo buttiamo via subito. Facciamo proprio l'esempio di Marco Polo e di Casanova. Venezia si accorge all'ultimo momento di questi 2 cose. Chi è andato a vedere la mostra al Palazzo Ducale è una banalità assoluta, non sono stati organizzati approfondimenti, studi, eventi. Cioè purtroppo oggi è una cultura usa e getta, e già dire cultura è un'iperbole. Anche questo è un fenomeno che viene da lontano. C'è un studioso dei media della comunicazione, un grande studioso americano degli anni 60, Marshall McLuhan, che scrive a suo tempo una denuncia molto bella usando un'immagine, no, stupenda. Stiamo facendo a pezzi Colosseo per costruire quei frammenti Disneyland. È sintomatica. E quanto sprovveduta sia la cultura italiana lo testimonia un piccolo dettaglio ma significativo. Un cosiddetto intellettuale che cita McLuhan, Marshall McLuhan, e dice lo sceriffo McLuhan, cioè, confondendo il nome vabbè. E quindi Casanova finito l'anno, se non già adesso, sarà già dimenticato, buttato via, così come tutti i fenomeni di oggi sono molto effimeri. Ecco, io spero che sia un periodo transitorio, perché viceversa in passato chi ha lasciato un segno ha lasciato un segno davvero indelebile. Personaggi che con la loro testimonianza nella politica, nell'economia, in particolare nella cultura, ci hanno consegnato davvero un'eredità, una testimonianza. Purtroppo qui c'è un abbassamento degli standard culturali che a mio avviso viene da molto lontano, in particolare in Italia, con il disinvestimento pauroso nella scuola, con riforme buttate lì, fatte e rifatte, ricorderete lo slogan della buona scuola, e quindi si desertifica un po' alla base la capacità di inquadrare i veri personaggi e il messaggio che ci lasciano. Quindi io così di Marco Polo non se ne parla più, no, infatti, di Casanova non se ne parlerà più. No, peggio ancora direi per quanto riguarda Marco Polo, del quale sono già passati 2 anni
rievocazione della sua morte di 700 anni. Ci sono state manifestazioni, ci sono stati avvenimenti tipo i due signori che sono andati in bicicletta fino a Pechino ripercorrendo la via della seta e qua. Però sì, una cosa bella, interessante e anche diciamo affascinante sotto certi punti di vista, ma adesso non tanto loro quanto quelli che li invitano ci stanno marciando su da 2 anni su questa cosa qua. Adesso ho visto non più tardi di 15-20 giorni fa 2 arzilli vecchietti che adesso prendono il camper e rifanno la via della seta e se ne vanno a Pechino anche loro. Per carità, tutte cose apprezzabili fino ad un certo punto, però nel momento in cui diventano marketing stravolgono completamente l'essenza di quello che è la persona e di quello che è l'opera che questi 2 personaggi hanno prodotto. I social ne sono un esempio clamoroso di questa cosa qua. Bisogna far fatica, c'è poco da fare, lo dicevano a scuola, se vuoi imparare devi far fatica.